Grazie al fatto che ha sia midollo che rene mio e non deve sottostare alle terapie antisoppressive, che non è cosa da poco, ecco, per un paziente. Spero che questa nuova cosa possa portare dei cambiamenti magari nella scienza. Giorgia, 19 anni, ha ricevuto un rene da papà Alessandro che qualche anno fa le aveva donato anche il midollo per curare un'altra patologia. Il trapianto è avvenuto appena 5 giorni fa. Poi c'è Claudia, 29 anni, campionessa di rugby subacqueo. Un anno fa scopre per caso di avere una grave insufficienza renale. Grazie alla mamma Nicoletta, che ad agosto le ha donato un rene, non deve più sottoporsi alla dialisi. Quando all'inizio si parlava del trapianto e quindi ti dicevano l'età attesa è 3 anni, effettivamente dice sì, li posso fare, ma era lunga la prospettiva di vivere 3 anni così, quindi effettivamente la possibilità che mi ha dato di farlo molto prima è stato liberatorio. Quando mi hanno detto che appunto che avevo passato, che il rene che avevo dato era di una Ferrari e quindi il giorno stesso che gliel'hanno messo, 2 ore dopo funzionava perfettamente. Due storie che raccontano i progressi fatti dall'azienda ospedaliera di Padova che dal 1988 al 2022 ha effettuato 3.000 trapianti di rene. L'innovazione che abbiamo visto in queste storie è sulla rapida ripresa del donatore. Naturalmente avete visto sia il papà di Giorgia che la mamma di Claudia che sono assolutamente in buona salute, ci confermano che la donazione da vivente permette di riprendersi molto rapidamente, anche solo dopo pochi giorni. In 34 anni numerosi traguardi in cui spesso Padova è stata capofila, come la possibilità di donazione da donatore vivente o con un gruppo sanguigno diverso. Il progresso più importante è stato proprio l'incremento di attività, perché siamo passati da 15 trapianti all'anno a adesso 180 trapianti in un anno.